Il concerto di inaugurazione della stagione del Teatro Comunale di Treviso dal punto di vista del sindaco. Abbiamo scelto le sue immagini per raccontare questo evento, ma soprattutto il ritorno di una grande voce trevigiana che tutto il mondo ci invidia. Cosa vuol dire cantare dentro questo teatro? Non è solo cantare, è cantare oltre questo teatro, cantare a Treviso. Io da cittadino, da trevigiano puro, è un'emozione enorme, è come il 7 dicembre, alla Scala. Del resto il Del Monaco è la Scala di Treviso e come tale Sartori l'ha onorato con arie come questa. Un vero e proprio evento d'emozione che da Treviso Fabio Sartori porta in tutto il mondo. O dolci baci, languide carezze, arte del bel canto, entusiasta del cartellone organizzato per il Del Monaco. Ho visto una programmazione bellissima che è da anni che non vedevo e questo sono molto contento. Io ho detto prima, girando il mondo, parlo con dei colleghi molto importanti come Ferruccio Foranetto, Roberto Scandiuzzi, che insomma sono cantanti di storia molto lunga e mi dicevano: Fabio, il teatro di Treviso era come un Reggio di Parma, come teatri importantissimi e adesso sta nascendo di nuovo e questo io sono felice perché per Treviso per me è un orgoglio veramente grande. Sarà forse per questo che al suo teatro Fabio Sartori ha dedicato l'area più famosa della Turandot e a Treviso il suo titolo, Nessun dorma, emozionando anche il sindaco che in sottofondo cantava con lui.